Benvenuti. Oggi vedremo la quarta e ultima puntata della serie Pianeta Egitto. Si intitola La ricerca dell'eternità e prova a raccontare il rapporto degli egiziani con la morte e con l'aldilà. È un argomento su cui abbiamo tantissime informazioni e forse l'aspetto che conosciamo meglio della loro civiltà e al tempo stesso è quello che continua a sembrarci strano e vagamente misterioso: le mummie, le piramidi. Ovviamente è un argomento che può suscitare tantissime curiosità, ma a noi sono arrivate diverse domande su un aspetto specifico e abbiamo scelto di rispondere proprio a quelle. Perché sono domande, come dire, emblematiche della nostra sensibilità di noi moderni. Il tema è il gatto. Sono molto incuriosito dal fatto che nelle tombe egizie spesso si ritrovano mummie di gatto. Come mai? Sono stati gli egizi a addomesticare il gatto? E come ci sono riusciti? Allora, io ho provato a informarmi, come potete immaginarvi non è la mia specialità, ma sembra che il gatto sia stato addomesticato 10.000 anni fa in Medio Oriente e quindi più o meno nella regione su cui insiste effettivamente anche la civiltà egizia. Come si fa a saperlo? Sono le magie del DNA. Attraverso la ricerca sul DNA è possibile scoprire quando e dove si passa dal gatto selvatico al gatto domestico come lo conosciamo noi. Appunto, siamo in Medio Oriente, la sottospecie di gatto selvatico che viene appunto, come dire, addomesticata dagli umani è il gatto selvatico della Libia, quindi siamo in zona. Del resto facciamo notare che il comune gatto domestico, la razza più diffusa, ancora oggi in italiano si chiama il gatto soriano. Ora, pochi si fermano a pensarci, ma soriano vuol dire proveniente dalla Soria, che è l'antico nome italiano della Siria. Quindi il gatto soriano è un gatto siriano e certamente il gatto è stato addomesticato nella zona in cui vivevano anche gli egiziani. Però fate attenzione alla data, 10.000 anni fa. La civiltà egiziana compare 5.000 anni fa. In altre parole, è possibile che siano gli antenati degli antichi egizi che hanno addomesticato il gatto, ma gli antichi egizi come li conosciamo noi, il gatto se lo sono trovato già in casa e l'hanno identificato con una divinità e l'hanno mummificato quando moriva. Ma non è una cosa specifica del gatto. In realtà un aspetto stranissimo della religione degli egizi è che tutti gli animali possono essere identificati con un dio, venerati. Gli dei sono rappresentati come animali o come uomini con la testa di animale e questi animali poi vengono mummificati. Nei musei si trovano le mummie di coccodrillo, di babbuino. Studiosi hanno trovato strano questo aspetto. Non è frequente che nelle religioni le divinità siano identificate in modo così sistematico con gli animali. L'unico parallelo che si è trovato è quello con i totem, con l'idea cioè dell'antenato animale da cui deriva un clan umano, che è un'idea che si trova per esempio presso le popolazioni dell'America, ecco. Ma non ci sono altri paralleli. Dunque tutti gli animali per gli egiziani potevano essere sacri. Rimane il fatto che evidentemente era più facile venerare come icona del dio e poi mummificare dopo la morte il gattino di casa piuttosto che non un coccodrillo. Buona visione.